Vicepresidente, una visita all'Auto Marocchi, una realtà importante in un settore strategico come quello dei trasporti e della logistica. Trasporti e logistica per il Friuli Venezia Giulia sono realmente il valore aggiunto a un mondo imprenditoriale importante, a un manifatturiero e non solo molto significativo. Tra l'altro qui Auto Marocchi rappresenta anche da un punto di vista occupazionale un qualcosa di straordinario, è un gruppo da oltre 1000 persone e pertanto, come ben capiamo anche in questi momenti di grande difficoltà, stare vicino a questi imprenditori diventa fondamentale. Però non bisogna stare vicini solo a parole, qui ci sono delle esigenze con cui andremo a discutere nelle prossime settimane con i titolari, col management, rispetto anche a ubicazioni, rispetto ad ampliamenti, rispetto alla capacità di poter stare sui mercati. Oggi un'azienda come questa non è un'azienda come si può immaginare legata solo ed esclusivamente a un veicolo, ma è un'azienda altamente innovativa con sistemi e con un high tech molto importante, quindi comporta investimenti continui e capacità di leggere i mercati globali, i mercati che guardano non solo alla gomma ma anche alla parte legata ai container, legata alla logistica in generale, quindi pensiamo di poter aprire con Auto Marocchi sicuramente un'interlocuzione molto seria anche per il futuro, perché per loro è sicuramente importante, ma per la Regione Friuli Venezia Giulia, anche per le casse della Regione Friuli Venezia Giulia, visto che qui restano i decimi delle tasse degli imprenditori, è altrettanto importante.